Dai Mastro, tieni sta palla, figa! Bravo! Oh Mastro, ascolta! Lascialo stare lì! Guardagli il sinistro! Guardagli il sinistro! Sei un leone! Un saluto cari amici di Gazzetta Regionale Asilo Savoia, siamo qui dal campo Cecconi di Monterotondo insieme a Riccardo Pasqui, vincitore dell'ultima tappa, la nona del premio Talento e Tenacia. Oggi decreteremo il talento delle Retum, quindi il miglior giocatore delle Retum, sono 2 prove tecniche e poi quest'anno abbiamo introdotto il panna, fondamentalmente è il gioco del tunnel nella gabbia, la sfida 1 contro 1. Le 2 prove sono palleggi e tiri in porta. Oh io Paolo, faccio io a livello allora. Ma che è? Mi sono stirato poi. Vai, adesso. Sai che sto pensando qua o a giro o decollo dietro. Sì, ma se c'hai prove per me come te ne hai fatto? Mi dispiace, io. Da lì io sono abituato ad altre posizioni perché. Vabbè, il tiro di Pasqua era bello, solo che i piedi sono un po' quadrati. Vabbè dai, oh. Mi sono giocato il bonus tutti all'inizio. Quarto di finale. Vai! Finale Riccardo e Davide. La palla, non fai sempre gli occhi sulla palla, Ricky, guardalo, lui cede a destra, Ricky. Qual è stata secondo te la prova più divertente, la più difficile? Sì, è la prima volta che facevo questo tipo di prova e mi è piaciuta molto. La più divertente è stata con i tiri in porta, che comunque piace a tutti. Perché hai esordito benissimo, un bel gol di Rivera, l'incrocio, quindi poi dopo ti sei subito ambientato bene. Sì, anche l'ultimo è carino, questa mini partita, il gioco del tunnel, mi è piaciuta molto. Mastro che stanno solo sinistro. Standa Mastro tiene solo il sinistro, stai attento. Bravo, fai gol! I cinecini dalla bocca, non la bava, i cinecini, forza! Bravo! Ricorda la seduta col mental coach! Bravo, nata pirouette, va nata pirouette, mo cazzordo, va fa gol! Cazzo! Guarda che culo!